Sindaco Soldani, inaugurazione della ciclopedonale delle Morerine, che vantaggi porterà alla mobilità dolce questo secondo stralcio? Beh, è un ulteriore stralcio che aggiungiamo alle piste ciclopedonali già esistenti del comune. Il penultimo, ci auguriamo, perché riesce a mettere in contatto quella che è l'area sud con l'area centro-nord di Pieve di Soligo. Ci mancano 200 metri per collegare veramente tutto il territorio da nord a sud attraverso quella che era la nostra campagna, una campagna fatta di prati, di gelsi, che l'amministrazione faticosamente in questi anni sta acquistando e sta cercando di promuovere, da un lato per salvare il nostro paesaggio agricolo dalla speculazione edilizia, dall'altro per dare spazi alle famiglie e ai giovani per rivivere in serenità quelli che erano i prati, assaporare il profumo del fieno quando viene tagliato e ammirare le nostre bellissime colline che da questi campi si vedono. E c'è anche una statua dedicata ai giovani. Sì, questo è un primo inizio di quello che è un altro progetto che sono 3 anni che stiamo portando avanti, che è quello di invitare scultori del legno per creare, secondo alcuni temi, statue che rappresentino il nostro territorio. Oggi abbiamo collocato qui una scultura, un giovane bambino con le cuffie, in un luogo in cui non servono le cuffie per ascoltare la bellezza della natura. L'obiettivo è incominciare a redare le nostre ciclabili anche attraverso l'arte, attraverso queste sculture, attraverso il lavoro di tutti e attraverso la partecipazione collettiva che da un comune che viene considerato, se vogliamo, industrializzato, in 10 minuti a piedi riesce ad arrivare in una campagna bellissima e ti sembra di essere in Toscana.